L'anno 2019 è stato un anno impegnativo che ha portato la macchina Soccorso Alpino a fare oltre 900 interventi, leggermente inferiore all'anno 2018 e con un recupero di circa oltre 1000 persone, precisamente 1007 persone soccorse, un dato uno dei più alti di sempre degli ultimi 10 anni, che ha impegnato la struttura in modo importante, specialmente nella seconda parte dell'anno, perché nella prima parte, dopo l'evento Vaia, i nostri sentieri sono stati così deturpati e quindi nei primi 6 mesi abbiamo fatto un'azione più rivolta alla sistemazione del territorio e quindi in collaborazione con le amministrazioni, il CAE e Guide Alpine si è intervenuto più per la sistemazione del territorio. Le cause principali sono variegate, maggiormente voglio segnalare che oltre il 30% delle cause di intervento è dovuto a una scarsa preparazione e gestione della gita. Il calo lo possiamo definire negli ultimi anni, c'è un leggero calo in discesa che fa capire che l'attività di informazione e formazione che sta facendo il Soccorso Alpino in collaborazione anche con CAI e Guide Alpine, quindi la Casa Comune, dà i suoi frutti, inizia a dare i suoi frutti. Un'attività che vogliamo implementare nel 2020-2021 con dei progetti specifici finalizzati all'attività formativa e informativa delle scuole e dei bambini, perché crediamo che il futuro è dei ragazzi e quindi vanno a fatte quelle azioni che permettano ai ragazzi di entrare con una mentalità, che è quella della mentalità della sicurezza, e quindi dell'affrontare l'ambiente alpino con delle competenze che si hanno a prescindere. Non è una cosa che si inventa, è una cosa che si ha di cultura.